Arrivando, dal sindaco, stanno arrivando, oggi è stata una riunione nella quale lui ha... Ed è uno dei motivi per cui abbiamo scelto questo 12 dicembre. Il megafono verso la gente, giusto? Sì, fine giornata, quindi dalle 7 alle 8. Ma la polizia non si può come le faccio? Perché lo vogliamo fare? Che decidiamo per la 7 decine. Cateniamoci con le braccia per stare nelle catene che tengono in ostaggio i nostri diritti. Che dovete marciare? Le froce sono tornate! Levate! Le croce sono tornate! Eterosessuali, la legge deve essere per tutti uguale. Gay, eterosessuali, la legge deve essere per tutti uguale. Lesbiche, gay, eterosessuali, la legge deve essere per tutti uguale. Ruberete la felicità, ci batteremo per la libertà, non ci ruberete la felicità, ci batteremo per la libertà. E ancora, perché gliene vogliamo dire di tutti i colori, non ci ruberete la felicità, ci batteremo per la parità, non ci ruberete la felicità, ci batteremo per la parità. Lo comanda Dio, chi voglio amare, lo decido io, il mio amore, lo comanda Dio. Brava, brava. Secondo me qualche manganellata c'ha Per tutti, tipo 5 minuti cazzo per sfogarsi. Sicuramente, guarda. E per tutte. Prociamella, prociamella. Ce l'hai? Brava. Prociamelle per tutti e per tutte. Dai, la prociamella, la porta di dolce. E allora noi diciamo che la nostra voce non si zittirà, la nostra voce non si zittirà, marceremo per la libertà.
Sensazioni. Io pure volevo passare. Oppure sta pensando solo al femminile. Visto che abbiamo qua tantissime organizzazioni studentesche, finalmente parleremo anche di scuola. Quindi, alla testa del corteo una persona, dei rappresentanti degli studenti, si avvicini alla terza tappa. C'è una legge che non si sa che fine farà e c'è un dibattito allucinante e ci vede protagonisti di un mercato delle vacche. Qualcuno vuole togliere qualcosa, qualcuno no. C'è una logica di compromesso che non accettiamo. Questo governo non sta facendo nulla, solo annunci e nel mentre c'è in atto una campagna omofoba di odio chiamata gender che ci sta veramente ricacciando nel Medioevo. C'è una campagna cattofascista, omofoba, per cui nelle scuole non si può parlare di sessualità. E allora questo noi lo diciamo con chiarezza, cari omofobi fascisti. Non ci stiamo! Comunisti, basta! No, Gender! Basta menzogne! Omofobi! Fascisti! Tornate nelle fogne! Basta! Gender! Basta menzogne! Omofobi! Fascisti! Tornate nelle fogne! Basta! Gender! Basta menzogne! Omofobi! Fascisti! Tornate nelle fogne! Basta! Gender! Basta menzogne, omofobi, fascisti, tornate nelle fogne! Basta gender, basta menzogne, omofobi, fascisti, tornate nelle fogne! Basta gender, basta menzogne, omofobi, fascisti, tornate nelle fogne! Omofobi, fascisti, tornate nelle fogne! Sì, lo so, Per la libertà, la nostra voce non si zittirà, marceremo per la libertà, la nostra voce non si zittirà, marceremo per la libertà, la nostra voce non si del cazzo tipo contro i gay, contro i fratelli, però di fare quel cazzo che vogliono loro. C'è solo l'unica prosa che dice no.
mi date il femminile perché io sono maschio, voglio fare cassa. Associazioni cattoliche oscurantiste e avallata dalle associazioni neofasciste che vogliono impedire che l'educazione sessuale si possa praticare all'interno dei luoghi della formazione, che vogliono diffondere odio e discriminazione e forme di violenza all'interno delle nostre classi e all'interno degli atenei e vogliono imporre un modello unico di donna, di uomo, di famiglia, di genere, di cittadinanza e di welfare. E noi siamo convinti che proprio dalle scuole e dalle università si debba ripartire, perché non possono essere degli spazi in cui si cristallizzano stereotipi e pregiudizi, ma al contrario, noi vogliamo abbatterli, diffondendo saperi e diffondendo conoscenza. Basta gender, basta menzogne, omofobi, fascisti, tornate nelle fogne! Sì, tornate nelle fogne! Basta gender, basta menzogne, siamo stupidi, dobbiamo partire nelle scuole! Non è possibile che centinaia di ragazzi sono ancora vittima ogni giorno di episodi di bullismo! Diamo dei corsi di sensibilizzazione nelle scuole! Basta! Non ce la facciamo più! Non è possibile che degli ideali bigotti e razzisti e stupidi, omofobi siano a dettare i criteri dell'amore! L'amore è amore, a prescindere dalla propria identità sessuale o di genere! Basta gender! Basta gender, basta menzogne, omofobi, fascisti, tornate nelle fogne! Basta gender, basta menzogne! Perché l'educazione alle differenze, vedete, che qui nessuno, scusate ragazzi, perché qui nessuno va a dire che nelle scuole gay è bello, ok? Noi non facciamo altro che dire che le differenze, le persone omosessuali, lesbiche, gay, transessuali ci sono già nelle scuole. Ci sono già, e questo ce lo spiega bene Paola, perché loro lavorano, non scosse che uno dei promotori lavorano in questo campo da anni. Allora Paola, dici. Sull'educazione alle differenze, perché stiamo assistendo a una fase pericolosissima di attacchi, di non legittimità rispetto a un mondo che esiste. Esistono le famiglie che non sono classiche, non esistono solamente le famiglie eterosessuali, esistono le famiglie monoparentali, esistono le famiglie ricomposte, esiste la diversità che è una libera espressione e che nella scuola deve essere valorizzata. Per questo, nella marcia dei diritti, in piazza scendono anche le insegnanti, le associazioni, i genitori, anche le studentesse, perché vogliono difendere una scuola e una cittadinanza e uno Stato e una città che siano laici e che promuovano la possibilità per tutti e tutte di esistere. C'è qualcuno che sta giocando sporco, che sta giocando male, che sta giocando pericolosamente, ma oggi qui in piazza è un altro passaggio di chi si vuole auto-organizzare, di chi si vuole ricostruire e che chi crede che un'altra idea di scuola, di città, di politica